Da Cividale del Friuli a Cormons, un itinerario con soste golose in piccole trattorie ed agriturismi. Qui i vini sono eccellenti e le cantine sempre aperte ai turisti. Sto parlando del Collio e Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a scoprirli insieme. Josko Sirk, insomma ci troviamo nel cuore del Collio, un territorio da scoprire in assoluto, ma so che insomma con i tuoi colleghi imprenditori avete messo in piedi una serie di progetti molto interessanti e io direi di partire dal primo, che se non sbaglio è Piccolo Collio. Sì, Piccolo Collio è il tentativo per adesso di coordinare sul territorio quelle che sono le offerte di ospitalità, perché il Collio nasce per il vino, si è affermato nel mondo per il vino, ma non si viene nel Collio solo per il vino, ma si viene per vivere un territorio originale, un territorio fatto di personalità forti, con una serie di offerte di ospitalità di ottima qualità, riferite soprattutto nell'ospitalità nelle aziende, dove il fattore umano e il contatto umano le qualifica in maniera veramente unica. Poi non dobbiamo dimenticare le chicche che abbiamo in senso di specialità alimentari. Abbiamo i biscotti a Cormons di Bonelli, abbiamo i prosciutti di Gigi D'Osvaldo, la famiglia Zoff che si è veramente affermata nella produzione di latticini, soprattutto lo yogurt. Abbiamo l'aceto, stiamo andando avanti con altre specialità, cercando di trovare un formaggio che ci esprima al meglio, cercando di trovare delle marmellate, delle confetture che ci esprimano al meglio, cercando di coordinare questo nel senso che l'ospite che è in zona e ha curiosità di tipo agroalimentare possa non solo accedere al prodotto ma anche a chi lo fa, vedere come si fa, esserne quasi partecipe e goderselo anche in una serie di ristoranti che sono di altissimo livello. Qui c'è anche un altro progetto, perché qui c'è anche il progetto Slow Collio, se non sbaglio. Le istituzioni da questo punto di vista ci hanno dato una grande mano, la provincia di Gorizia con la Camera di Commercio e la Regione hanno ultimato in questo ultimo anno e mezzo più di 20 km di piste ciclabili che toccano i punti più belli del Collio e che collegano serenamente il Carso ai Colli Orientali e quindi a Cividale e ormai è quasi prossimo il collegamento anche al mare su Grado. E soprattutto la provincia ha adottato le ospitalità di una veramente nutrita serie di biciclette Slow Collio, sono le famose biciclette gialle che sono molto curiose oltre ad essere pratiche e sempre disponibili. C'è però un ultimo progetto che è quello che sicuramente attira di più forse degli altri, ma non perché sia più nobile degli altri, sono tutti nobili e tutti interessanti, però c'è il Collio in Vespa. Ecco, mi sembra che il mezzo scelto sia perfetto per visitare queste colline così sinuose ed uniche che si trovano in esclusiva proprio qui nel Friuli Venezia Giulia. La Vespa si è rivelata un'idea molto bella perché in giro per il mondo l'Italia è ancora ricordata come il paese della bella vita, il paese della Vespa, di uno stile di vita, e per quanto riguarda qui è molto utile perché il Collio è fatto di colline e in Vespa le si affronta con molto più serenità. Bene Josko, io ti ringrazio per tutto quello che mi hai spiegato, in virtù proprio del motto la dolce vita riparte da qui. Io adesso mi prendo una Vespa e vado a farmi proprio un bel giro alla scoperta di qualche azienda vitivinicola. Ti aiuto. Andiamo. Federica Seganti, insomma assessore al turismo della regione Friuli Venezia Giulia, sicuramente tanti altri tuoi colleghi ti invidieranno il fatto di questo assessorato, se non altro per il fatto di avere, diciamo, nel carnet turistico anche la possibilità di visitare un territorio come il Collio e i Colli Orientali. Hanno un panorama, una profondità e così anche questa varietà che è veramente strepitosa. Andando in giro in macchina, ma ovviamente si può andare in giro poi in bicicletta, ma ovviamente anche in Vespa per i Collio e i Colli Orientali, si può veramente assaporare un paesaggio
paesaggio, di un'amenità e di un relax che veramente ti cambia la giornata sicuramente in positivo. Quindi non abbiamo sicuramente nulla da invidiare e anzi abbiamo molto a proporre a livello internazionale. Beh, anche i recuperi architettonici dei palazzi, dei casali, dei castelli sono veramente fatti ad opera d'arte e tenendo conto di un inserimento armonico all'interno del paesaggio. E devo dire che poi si possono fare anche tanti sport, siamo qui e vedo in lontananza il golf, che è uno di quegli sport che ben si inserisce in un contesto come questo, per pensare a quella che è anche una nuova iniziativa proprio dei colli e dei colli orientali, che è quello dello slow tourism, anche attraverso le biciclette e tutta una rete di piste ciclabili all'interno di questi vigneti che veramente possono stupire anche quelli più avvezzi a queste cose. Ecco, accennavi in effetti ai castelli, alle nostre spalle abbiamo un castello meraviglioso, però lasciamelo dire Federica, in effetti il binomio turismo e ovviamente agroalimentare messo nell'insieme fa sì che il Friuli Venezia Giulia possa essere sicuramente potenzialmente più proponibile a livello mondiale, non solo europeo. Certo, ma io ricorderei una cosa che va sempre sottolineata, un rapporto eccezionale qualità-prezzo, dove la qualità è sempre veramente buona, per non dire eccellente, dalla trattoria all'agriturismo, al grande ristorante con rinomati chef a livello nazionale e mondiale, e con dei prezzi che veramente lasciano sempre stupiti di quanto convenienti sono. Uno degli elementi che sicuramente contraddistingue questo territorio del Friuli Venezia Giulia sono gli scenari panoramici. Alle mie spalle potete notare un castello stupendo, ma soprattutto siamo in presenza della padrona di casa che ci spiegherà l'origine di questo castello e soprattutto cosa offre un castello così bello ed unico proprio qui nel Coglio. Diciamo che questo castello ha origini medievali e quindi ha le fondamenta del 1200, dove appunto ci sono le nostre cantine di invecchiamento dei vini. Poi la facciata esterna, così come la vedete adesso, è un rifacimento di inizi Novecento, quindi fine 800, come pure le nostre camere, la nostra ospitalità è un arredamento del primi Novecento, fine 800. Il castello ha ospitato parecchie famiglie friulane, famiglie storiche, tra l'altro anche i Torriani, una famiglia conosciutissima qui in Friuli, perché tra l'altro ha avuto parecchie vicissitudini poi in terra friulana, e anche qui in castello infatti hanno ospitato Giacomo Casanova nel 1773. Ecco Barbara, però non c'è solo il fascino del castello, ma c'è anche il golf, c'è la possibilità di andare a cavallo, insomma molteplici cose che si offre proprio attraverso questo territorio a un turista che viene a far visita a questo territorio. Sì, hai detto bene, non solo il golf, non solo ospitalità, appunto passeggiate di tutti i tipi, quindi trekking, passeggiate o l'uso della bicicletta, della nostra Vespa, enogastronomia. Qui nel Coglio c'è veramente molto da offrire. Beh, a questo punto non mi resta che rimontare in sella alla mia Vespa e continuare questo mio percorso a scoperta di questo territorio del Friuli Venezia Giulia. I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. In questo nostro percorso in Vespa non potevamo perderci una tappa qui a Villa Rusiz. Siamo nel cuore del Coglio, ma soprattutto siamo in una villa particolare, perché questa è un'azienda che è anche una fondazione. Oltre ad aver vinto il premio Gran Noè con il Pinot Grigio, ha un paio di cose che assolutamente meritano di essere viste. Villa Rusiz non lavora solo sulla qualità dei propri prodotti, ma Villa Rusiz è una famiglia, è un insieme di persone, un grande staff che sta lavorando veramente per creare qualcosa di veramente alta qualità. Noi al nostro interno abbiamo questo istituto, questa assistenza ai bambini disagiati, che è ancora un lascito della contessa Elvine Ritter della Tour, che lei assisteva orfanelle di guerra. Logicamente al giorno d'oggi non è che ci sono orfanelle di guerra, ma ci sono bambini che hanno problemi familiari, e questa è una grande cosa che rende grande Villa Rusiz. Rende grande Villa Rusiz anche il proprio prodotto, che è il vino, un vino di grande qualità,
riconosciuto un po' dappertutto con diversi premi. Noi stiamo cercando veramente di migliorarci sempre di più di dare la qualità, quella che ci dà sia Villa Rustiz e quella che ci dà anche il territorio del Coglio proprio. Quest'anno anche abbiamo fatto l'inaugurazione del parco, non è un parco costruito adesso, però è un parco storico della fine dell'Ottocento sul genere di Meamare, però per conseguenze meteorologiche è stato rovinato e noi l'abbiamo ripristinato e abbiamo cercato di portarlo come all'origine. È un parco che è visitabile sempre, ecco, e veramente ne andiamo molto fieri e orgogliosi. Giordano, i miei complimenti, perché si può intuire che insomma c'è una grande passionalità in tutto il team di questa fondazione e soprattutto perché in effetti è un bel esempio dove si può coniugare grandi vini con impegno sociale e, perché no, una tappa turistica imperdibile. Però noi adesso ci rituffiamo nel Coglio. To know what's going on, 'cause everything is upside down. I didn't realize. Ci troviamo a Plessiva, nel cuore di Cormons, ma ci troviamo con Franco Toros. Anche qui la tappa non era assolutamente da perdersi. Perché? Perché quest'anno Franco Toros con il suo friulano ha vinto il premio come miglior Grand Noir. Insomma, una bella soddisfazione, no Franco? Ma direi di sì, perché adesso anche col nuovo nome che è il friulano, questo qua ci serve per fare conoscere il vino e anche il territorio del friulano. Senti Franco, ovviamente Cormons è conosciuto ormai in tutto il mondo, si sa che questa è una delle zone sicuramente più affascinanti e più particolari per le sue peculiarità. Non a caso noi stiamo facendo questo giro in Vespa, ma il turista che viene qui da queste parti cosa si aspetta di trovare? Ma io penso che il turista che non è mai stato, quando arriva qua, guarda il territorio ed è molto contento di quello che vede e rimane molto impressionato, perché non si aspettava di avere una cosa così bella, diciamo, come territorio e dopo anche come vino e come ristorazione. Quindi possiamo dire che è un po', diciamo, il vino che riesce a esprimere quello che è anche un po' le radici proprio di chi lavora questa terra, di chi vive questa terra e dell'espressione di questo territorio così sinuoso. Quando erano le guerre tutti andavano via e adesso con la nuova generazione abbiamo cercato di mettere a fuoco un po' tutte le cose insieme che ci porta a questo, diciamo, successo, che speriamo che più andiamo avanti e più il successo diventa grande. Bene Franco, io adesso ti lascio perché continuo il mio percorso proprio tra i vitigni del Coglio, però ovviamente estendo un invito a tutti i telespettatori: passate da queste parti, perché quando vi fermate per assaggiare un buon bicchiere di bianco, qui ve lo offrono sempre con molto piacere.